20 anni di corteo barocco e 40 anni di infiorata, per cui con un'evoluzione negli ultimi anni strepitosa, ma d'altronde è così. Se tu hai una manifestazione e vuoi tenerla sempre all'altezza del mondo che cambia, devi anche cambiare il prodotto, fermo restando i fattori, nel senso, i fattori sono quelli di partire da questa arte effimera e dall'arte allargarla alle altre forme di arte, il ballo, la danza storica, la musica, la lettura, la scrittura, per cui questo contenitore è un contenitore culturale a 360 gradi. Nello stesso tempo, negli ultimi anni, da quando sono sindaco, io sono sindaco da 8 anni, abbiamo cercato di internazionalizzarla, come si usa dire, però nel senso positivo, non solo ai fini turistici. Io l'ho detto stamattina e ci credo molto, l'ho fatto principalmente per la mia comunità, perché ogni anno è come se facessero un master in cultura internazionale. Molti di noi riusciamo a viaggiare, riusciamo a conoscere parti bellissime del mondo, ci incuriosiamo, leggiamo spesso, comunque viaggiamo. Il viaggio già di per sé stesso è una sorta di espressione della nostra anima, il modo di metterci in gioco, di scommetterci, ma molti non lo possono fare. E quando io dico si abita, si vive, si nasce in una città come questa, o come chi nasce a Venezia, eccetera, non è come colui il quale nasce in qualsiasi parte del mondo o della nostra Italia, ha una responsabilità enorme, è stato sfortunato. È stato sfortunato, chi è nato a Venezia, chi è nato a Noto, nelle dovute proporzioni e con il rispetto delle grandissime città che ci rappresentano in tutto il mondo, è sfortunato, perché non può assumere atteggiamenti, comportamenti, eccetera, che non siano consoni al blasone, alla storia che quella città, che quel luogo, che quel territorio ha espresso nei secoli. Per cui io che faccio? Cerco di fare alla mia comunità prima, e poi mi piace evidentemente fare una promozione del territorio in questa direzione, un master in cultura internazionale. Per cui raccontiamo storie, ascoltiamo musica, presentiamo libri, realizziamo bozzetti, facciamo mostre di pittura e quant'altro. Quindi è una giornata infiorata che non è solo legale. Diciamo, l'attrattiva è la via Nicolacci. Quella è, diciamo, è il biglietto da visita per tutto il resto, ma c'è tutto un contenitore culturale, fra cui il corteo barocco, evidentemente, e oggi la vostra presenza, questo contenitore culturale lo impreziosiscono e lo arricchiscono. Questo è un aspetto molto importante, per cui sono molto contento della vostra presenza. Signor Sindaco, anche noi No. Abbiamo subito accettato l'invito, grazie, e dobbiamo ringraziarlo a nome di Piero, del dottore Di Lorenzo, che ci ha dato l'opportunità di venire qui a Noto, e soprattutto in una edizione, una 40esima, importantissima per il tema che tratta. E poi tutto sommato, diceva lui, io non sono nato qui, sono nato a Siracusa, però mio padre era di Noto, e qui sono i miei cugini notini, proprio puro sangue, ma nessuno di noi e io non sono nato per una questione di logistica, ma sarei nato anche io a Noto comunque. E allora io sono siciliano, loro qui sono tutte veneti, almeno la maggior parte, per cui mi è piaciuto tanto, a parte la passione che abbiamo noi per la storia, la cultura veneziana, perché d'altronde stiamo lì e dobbiamo condividere anche noi le cose che vediamo. E comunque ci ha fatto molto piacere rappresentare la cultura veneziana e vari storici del periodo Settecento da poco che si facevano nei palazzi dei nobili sul Canal Grande, perché questa è la cultura. Noi siamo 10 anni che partecipiamo, che collaboriamo al Canale di Venezia, e ci hanno detto che siamo bravi. Loro si imbrogliano, comunque noi rimaniamo con i piedi per terra, lo facciamo per passione e per cultura, perché penso che c'è un popolo che non ha la sua cultura e un popolo che abbiamo visto dai filmati che eravate bravi, però già stasera l'abbiamo visto dal vivo. Insomma, ci mettiamo la nostra. Io che la bravura nel ballo, in questo tipo di ballo storico, eccetera, non la riesco a percepire se non nell'armonia. Questo sì, perché evidentemente non sono come posso dire, però che i vestiti sono bellissimi. E volevo dire straordinari, elegantissimi, elegantissimi. E quindi poi vi richiedo una fotografia importante. Lo facciamo subito.
Volevo dire una cosa, perché prima ho iniziato un discorso con lei. Sì. Ho detto che Venezia, però stasera a Noto è stato emozionantissimo. È la prima volta che siamo andati a Venezia, che era quella mattina con le porte aperte, la gente è stata una cosa molto ma molto emozionante. Questo mi fa Sì, piacere. perché la prima parte non andava bene, ma doveva dire la seconda che è più importante. Comunque i signori qua li ho sempre portati qua a Noto per fargli vedere la cultura, la città, tutto il bello che c'è di Noto, già lo conoscono perché li ho portati più di una volta qua. Volevo dirle appunto che negli ambiti che lei ha descritto, noi curiamo anche i minimi particolari, perché qui costoro tra parentesi noi ultimamente sono un po' grandino, ma questo è un'opera d'arte, questa è bella, cioè è stata fatta A mano da un pittore ad olio, Siete questo è grandissimi. quello. Non ce ne sono altri pezzi di quello e noi l'abbiamo portato per aspettare l'importanza a questo evento, a questa edizione, la 40esima edizione del Noi la ringraziamo, io ringrazio a nome del mio gruppo, lei, il dottore Di Lorenzo, tutti i collaboratori e dell'ospitalità, beh, l'avrei detto, dell'ospitalità di tutto, ma vi ringrazio per quello, per l'invito all'ospitalità che poi noi siciliani. Non è sacra, l'ospitalità lo sappiamo. Non si sa bene se sei veneto o siciliano. È